Caltanissetta come Pontida sarà la sede della prima festa della Lega in Sicilia, che si terrà stasera a Caltanissetta presso il Centro Culturale Michele Abbate, alla presenza del segretario federale nonché vice premier e ministro delle infrastrutture e dei trasporti onorevole Matteo Salvini. È la prima festa della Lega in Sicilia, con la presenza di autorevoli ospiti e tutti i deputati e dirigenti di partito, presente anche uno spazio dedicato al gruppo Identità e Democrazia al Parlamento europeo. Si tratta di un'occasione per discutere insieme di politiche e di progetti futuri della nostra terra, la Sicilia. Un'occasione insomma per dare spazio alle tradizioni siciliane, degustazione di prodotti di eccellenza, assistere ad alcune esibizioni, attraverso un'azione costante e tenace del lavoro serio e convinto sul territorio come quello che stiamo portando avanti e che la Lega potrà radicarsi e avanzare vittoriosa anche nella nostra Sicilia. Questo è il commento dell'europarlamentare della Lega e commissario regionale per la Sicilia Tardino. La Sicilia rappresenta una sfida per tutto il territorio nazionale e per me in particolare per almeno due motivi. Il primo riguarda il lavoro e le infrastrutture, il secondo riguarda l'autonomia che è nel DNA di questa terra meravigliosa. Questo quando dichiarato dal vice premier e ministro per le infrastrutture e trasporti Matteo Salvini. Per la Sicilia c'è un pacchetto di investimenti per la rete stradale da 15,3 miliardi di nuove opere e quasi 2 miliardi di manutenzione programmata, in cui si aggiungono altri 13 miliardi per le ferrovie. Nel concreto significa intervenire sulla Ragusa-Catania, adeguare la strada statale 640 Agrigento-Caltanissetta, accelerare sulla tangenziale di Gera, collegare Palermo con le autostrade A19 e A29 e costruire le tangenziali di Agrigento e Catania. Il mio Ministero, afferma Salvini, sta seguendo con attenzione gli investimenti sulla Siracusa-Gela, le autostrade 18, 19 e A20. Nelle ferrovie sono partiti i lavori per velocizzare la Palermo-Catania-Messina, un intervento che da solo vale 12 miliardi di euro e garantirà quel salto di qualità che i siciliani aspettano da troppo tempo. In questo quadro ribadisco anche la mia convinzione sul Ponte dello Stretto, è necessario e non solo per i 100.000 posti di lavoro che genererà. È un'occasione insomma irripetibile, mai nella storia, conclude Salvini, Sicilia e Calabria hanno ricevuto così tanti finanziamenti per strade e binari e mai nella storia c'è stato un governo nazionale così determinato.